Ben ritrovati a Pianeta Oggi Reporter. Come avete sentito nei giorni scorsi c'è stata una forte ondata di maltempo che aveva colpito il nord Italia, risparmiando il centro-sud, in modo particolare il Veneto. Noi siamo andati a vedere com'è la situazione in una zona del Veneto, precisamente siamo in provincia di Venezia, nell'Interveneziano, in località Favaro Veneto, 2 passi da Mestre, perché proprio in quella zona diciamo che c'è una parte della cittadina che è bassa, il territorio è basso e quindi diciamo un po' come dire un catino che si allaga continuamente. Furono fatti dei lavori molto importanti andati a buon fine dopo l'allagamento, il grande allagamento del 2007, e adesso siamo andati a vedere appunto com'è la situazione. Dunque sappiamo che si è allagato nuovamente, la zona si è allagata nuovamente, però diciamo non come prima. Questo diciamo è un discorso che dovrebbe far riflettere un po' tutte le regioni d'Italia, cioè una volta che vengono fatti dei lavori di messa in sicurezza idrica del territorio devono anche essere manutentati, seguiti e perfezionati. Ecco, e oltretutto c'è anche un altro problema, quello delle cementificazioni. In Veneto è tutta una cementificazione dalle Prealpi fino in Alto Adriatico, in modo particolare nella parte occidentale della regione. Comunque noi siamo andati a trovare Fabrizio Zabeo, il rappresentante del Comitato Allagati dell'Interveneziano, che avevamo seguito proprio dopo il grande allagamento del 2007, che ci ha fatto vedere un po' quali erano tutte le zone a rischio, le zone, abbiamo avuto anche la possibilità di farvi vedere il grande allagamento, ecco, in quel periodo. Ora sono stati fatti questi lavori, ma vediamo infatti come è andata la situazione. Vediamo subito il servizio da Favaro Veneto, Fabrizio Zabeo. Qua non se n'è, e qua, ecco qua. Possibile che non si possa fare una pompa? Ecco qua, la nostra vasca di prima raccolta, ecco qua. Adesso è ricominciato a piovere e siamo completamente sotto e adesso siamo finiti. Qui 20 centimetri e adesso siamo rovinati. Adesso, perché ricomincia. Ecco qua, eccoci qua. Pompa nuova, ecco, vedi, nuova di stecca, vedi, partita anche la pompa. Ecco. Ah, quindi si è rotta la pompa? Sì, ma non è per questo, perché questa qua è quella esterna, diciamo, ma oramai eravamo sotto e anzi è partita perché oramai non sapeva dove scaricare perché l'acqua era piena in esterno. E là è la vecchia che è partita, vedi, già sostituita, perché bisognerebbe staccare la pompa, perché tanto dove pompa se non c'è più spazio di buttare fuori l'acqua, e questo anche un'altra cosa è avere la accortezza di spegnere la pompa, se no la pompa per 2-3 ore va a vuoto e si brucia. Ecco, anche questo. E soldi che partono. E soldi che partono, perché tanto la pompa è inutile che pompi, che fuori siamo tutti allagati, sicché è un circolo vizioso. Dopo 3 ore potrebbe bruciarsi la pompa, come è successo a me. Eccoci che Ecco, incontriamo Fabrizio Zabeo. Innanzitutto, dopo tanto, come stai Fabrizio? abbastanza bene, a parte quello che è successo ieri notte o l'altra ieri sera, allora, e niente. Giriamoci così per motivi di luce. Sì.
eccola. Ecco Va qua. bene. Benissimo. Niente, ecco, Allora, abbiamo... una grande pioggia eccezionale, veramente un nubifragio uno dietro l'altro. I lavori sono stati fatti quella volta, potremmo dire che questo è stato un test, insomma. Diciamo Com'è che, andata? ecco, diciamo che noi sappiamo che bene o male, anche se non, innanzitutto abbiamo le paratie e quelle aiutano. Ieri ci sono stati quei centimetri in più che le paratie non hanno potuto aiutare, ecco, oltretutto pompe e paratie. È stata una Però cosa eccezionale. È stata una cosa eccezionale. Perché i lavori erano stati fatti bene, eravate contenti, infatti. Sì, ma i lavori erano stati fatti, ma se non si continua a essere virtuosi e ecco, noi perdiamo. Allora, i lavori erano stati fatti bene, avevano portato un 20% di sicurezza. Ogni anno, con tutte quelle cementificazioni che continuano a fare, cioè va via una casa perché demoliscono una casa e fanno un palazzo, va bene, ecco, questo non porta aiuto, non c'è invarianza che tiene. Allora noi siamo già comunque su una zona più bassa, depressa, abbiamo 70 centimetri di dislivello. Se tu continui a costruire e farmi, va bene, le case a più 1,10 m, perché meno 70 sono io, eppure ero a livello a quel tempo, tu continui ad aumentare gli allagati, quelli classici, quelli che nel 1955 avevano costruito la loro casa, ecco. E siamo noi. Noi in questi ultimi anni abbiamo temuto e siamo andati per pochi centimetri qualche volta sotto, ma questo possiamo anche ammetterlo come misura, visto che, ecco, però non possiamo ammettere, va bene, che si perda ogni anno il 2-3% di sicurezza idraulica. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il commissario nel 2007 aveva fatto, va bene, un 25% ottenuto di sicurezza con lavori e con altre cose, va bene, noi in 10-15 anni abbiamo già perso quel 30%. Perché? Perché non c'è la sensibilità al rischio idraulico. Lo dicono tutti, lo vediamo per televisione, vediamo l'Italia che in questo caso ha in ogni angolo d'Italia lo stesso problema, eppure il comune ha la testa sotto la sabbia, cioè c'è altro business, il business dell'acqua costa e non porta voti, porta qualche protesta, ma chi è Zabeo Fabrizio il Comitato Allagati? Fra 10 giorni, anzi il giorno dopo, siamo intenti con Stivali, abbiamo pulito tutto, abbiamo buttato via, abbiamo messo a posto, disinfettato, ecco, e dobbiamo anche dire e siamo fortunati perché non abbiamo perso la casa come la perdono vicino ai torrenti, in montagna, ecco. Però qui manca la cultura, chi ci amministra, ma io soprattutto sono incazzato, non con i tecnici, con i politici che non vogliono farsi dire dai tecnici cosa serve, perché lo sballano il tecnico non deve parlare, perché sennò lo sballa il politico, è il politico. Ognuno pensi alla propria lista e non voti più sopra, voti l'ultimo della lista, forse è quello più saggio, capito? Io vi dico, votate l'ultimo della lista, che è quello che sta lavorando per quelli sopra, che vedete da 40 anni, politici, e il problema è politico, e in ogni fronte, scusate, sai, e sono apolitico, e non sto dicendo, avete capito? Questo è che chi ci governa, va bene, non fa nulla, perché il problema idraulico costa, la manutenzione costa, e non porta voti. Qualche guadagno forse sì, ma voti no. Scusate, ma 70 anni... C'è sempre il problema, ecco, politico, comunque durante la pandemia sono smascherati, sì. Ma lasciamo stare quel binario lì. Ecco, io volevo fare una domanda tecnica. Io no? dico, la politica dovrebbe essere onorevole, ha capito? E vediamo che invece dai sindaci, non è che attacco uno, attacco il fatto che non viene ascoltato il tecnico, e se viene ascoltato e se è scomodo viene emarginato, questa è la realtà. Quindi è una cosa
è una cosa un po' generale questa A 360 gradi. Ecco, vi ha fatto un po' un ragionamento anche generale per poi arrivare qui a zoomare l'attenzione qui nello specifico, qui a Fabro Veneto. Comunque diciamo che dagli ultimi lavori col commissario diciamo che si sono visti dei miglioramenti, certo, possiamo dire certo, questo? sì. Così concludiamo un attimo. Io concludo positivo. I lavori, il commissario, e in questo caso va bene i tecnici, va bene, perché ecco, sì, tecnici sì. Ecco, l'avevano fatto, avevamo recuperato quel 30%, ma sì, le urbanizzazioni selvagge dove si continua a farle, va bene, senza far lavori di manutenzione, senza fare, va bene, nuove fognature, va bene, vanno solo a peggiorare, per questo che dico, ma le urbanizzazioni portano consenso e soldi. Le fognature portano problemi economici, ecco, dopodiché risolveremo, sicché la manutenzione in Italia si continua a dire che €1 di manutenzione evita 10 euro di danni, va bene, ma si continua a fare il contrario. Quindi quello che giustamente chiedete, la manutenzione, una volta fatto il lavoro poi però bisogna anche manutentarlo, cioè seguirlo con, sì, con tutte le attenzioni. Sì, e soprattutto costruire dove siamo in sicurezza idraulica e dove non andiamo a pesare anche su parti che sono già ammalate di questo problema, va bene, e che si troveranno ancora ad essere aggravate dal peso di nuove. Ecco, oltre, vediamo garage sottoterra, vediamo, ecco, questo è. Grazie a Fabrizio Zabeo. Niente, arrivederci e speriamo bene, speriamo bene. Riprendiamo da studio. Quello che io vorrei far emergere, che sulla base di quanto abbiamo ascoltato, Fabrizio Zabeo ha colto nel segno, perché è andato proprio alla radice del problema. E 2 punti importanti. Il primo, che ne avevamo già accennato in apertura di trasmissione, il fatto di seguire i lavori una volta fatti, cioè perfezionarli, eccetera. La seconda, il secondo punto è quello delle cementificazioni, che è un continuo cementificare, e questo naturalmente crea delle zone impermeabili e l'acqua va a scaricarsi addosso alle abitazioni, quindi con tutte le conseguenze che conosciamo molto bene, e la gente è stanca sul serio. Questo quindi dovrebbe farci aiutare a riflettere ancora una volta, a voler bene al nostro territorio e non a massacrarlo, e non a scassarlo e non a inquinarlo, perché queste cose sono inquinamenti. Ad esempio si potrebbero creare, piuttosto che nuove autostrade, ma creare magari delle reti ferroviarie per assorbire il traffico pesante, quindi eliminare tutto l'inquinamento che c'è a nord-est d'Italia, ma lasciamo stare, perché altrimenti andiamo a stuzzicare un vespaio enorme. Però queste sono le cose, non sono i cittadini che inquinano, perché ultimamente si cerca di dare la colpa, di far pesare l'inquinamento ai cittadini. Non sono i cittadini che inquinano, che sia chiaro questo concetto. Gli inquinamenti sono stati fatti da altre situazioni e i cittadini non c'entrano nulla. Certo che bisogna collaborare a tenere pulito, a non buttare le plastiche in giro, ma questo lo si sa da sempre. Mi fermo qui, grazie per averci seguito, a presto.